Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Vuole interrompere il digiuno il Città di Sesto, che riceve la visita dell'Olimpia Regium Reggio Emilia nel settimo turno del campionato di Serie A2. L'ultimo pari di Montecatini, incoraggiante, ha portato in dote il primo punto della gestione Monti. Ora però è necessario un successo per uscire dalle zone basse della classifica. Arriva in fiducia a questa sfida invece la neopromossa Olimpia Regium, che la settimana scorsa ha ottenuto la prima vittoria in campionato, 5-3 ai danni di Aosta, formazione che condivide l'ultima piazza proprio con il Città di Sesto. Fin qui 3 pareggi e 3 sconfitte per la formazione rossoblu, ultimo posto come detto in coabitazione con Aosta. La scorsa settimana a Montecatini contro Pistoia una partita un po' dai 2 volti, insomma vantaggio per la formazione sestese, firmato Betao, poi il sorpasso, l'1-2 di Pistoia, partita ripresa nel finale grazie alla rete di Casu. C'è stato un prologo in questa settimana in Coppa Divisione per il Città di Sesto, che ha salutato la competizione perdendo per 5-2 sul campo del Ciampino Anni Nuovi. Olimpia Regium che ha giocato e perso anch'essa in Coppa della Divisione 1-4 contro il Camedosson, appunto sempre nel terzo turno. OR che occupa la zona play-out, 4 punti fin qui come la Fenice. Sabato scorso è arrivata la prima e fin qui unica vittoria stagionale, favorita peraltro come detto dai 4 gol di Edigno, giocatore che è anche il vice capocannoniere dietro Garrote del Girone A del campionato di Serie A2, dunque avversario numero 1 da tenere d'occhio per la squadra guidata da Rino Monti. Città di Sesto con consueta tenuta casalinga rosso-blu con pantaloncini e calzettoni blu, divisa invece bianca con risvolti granata per l'Olimpia Regium Reggio Emilia. Tutto pronto ormai per l'inizio di questa partita che verrà arbitrata dai signori. Davide De Ninno di Varese, Luigi La Sorsa di Milano, al crono c'è Giampaolo Orru di Oristano. Ultimi controlli, ultimi dettami per il mister Rino Monti. Città di Sesto che vuole assolutamente sbloccarsi in casa, fin qui soltanto amarezze tra le mura amiche del Paladante, e inizia la partita. Dicevamo soltanto delusioni qui all'esordio contro la Leonardo per 5-1, poi sconfitta anche contro il Carrecchiuppano per 5-2 nell'ultimo turno casalingo. Ancora sconfitta contro il Villorba, stavolta per 4-2. Attenzione qui all'iniziativa di Eder, vistosamente trattenuto gli arbitri qui con una dormita abbastanza evidente. Si continua a giocare allora il primo possesso offensivo praticamente per l'Olimpia Regium, formazione che è partita da lontano, addirittura dalla C2, è stata protagonista in breve tempo di una prodigiosa scalata fino ai vertici del campionato, dei campionati per meglio dire nazionali. Rimessa in gioco per il Città di Sesto. Io intanto vado a salutare Mattia Bullita che mi farà compagnia nel commento di questa partita. Ciao Mattia. Buon ritrovati a tutti gli amici sportivi di Diretta Sport. Match di particolare importanza per i padroni di casa. Ci si gioca, non diciamo il campionato, ma buona parte da Papù in mezzo alle linee, viene contastato da Fation Halitiaha. Ultima la prima occasione, se così vogliamo chiamarla, da parte di Sesto, rossoblu che sono chiamate a una vittoria per uscire dal pantano della zona rossa.
Rufine per la battuta al volo di Gigi Asquer, il pallone molto alto sopra la traversa, ma l'atteggiamento iniziale della formazione di Rino Monti sembra essere quello giusto, la giusta aggressività, il modo in cui il Città di Sestu deve interpretare soprattutto queste partite casalinghe. Qui l'ultimo tocco è stato del capitano Eder Rufine, allora ci sarà la rimessa in gioco per l'Olimpia Regium a incaricarsi della battuta con la maglia numero 4 Guandelin, forse lo ricorderete anche se per pochissime partite con la maglia del Fuzzalossi sempre in Serie A2. La prima conclusione dell'OR in questa partita l'ha provata Edigno, 11 reti in stagione, come detto per lui in un momento di gran fiducia. Qui guadagna un corner da sinistra, anzi dovrebbe trattarsi di rimessa, vediamo un po', andrà in ogni caso a incaricarsi della battuta Guandelin. Si tratta di corner, come detto inizialmente il pallone rasoterra, non c'è l'intervento di Zanatta che lascia scorrere, tutto a posto qui per il Città di Sestu che potrà rimettere il pallone qui giocato verso Andrea Cao, quindi Eder, un suggerimento lungo in avanti, il pallone ancora all'indietro, insiste il Città di Sestu, l'ultimo tocco è stato qui del difensore, dunque rimessa in gioco sul fronte offensivo di destra per il capitano Eder, 18:35 da giocare nel primo tempo, mentre riceve Papu, il brasiliano avanza al piccolo trotto, è controllato da Edigno, ancora Papu, finisce giù, gli arbitri lasciano correre in questo caso, gioco che viene poi interrotto sugli sviluppi perché Papu è dolorante a terra. Già due situazioni, Mattia, che hanno fatto un po' innervosire la panchina del Città di Sestu. Beh, sicuramente sono situazioni rivedibili, non vogliamo trovare scusanti, ma in questa stagione diciamo che la squadra del presidente Agus non è sempre stata fortunata con gli arbitri. Ricordiamo il cartellino, giusto per carità, ma per come è arrivato è un po' strano, di Giulio Mura contro la Leonardo, il rosso di Renan che nel match contro il Chiupano ha indirizzato poi la gara verso il Lido Veneto. È diciamo, situazioni che sono rivedibili e che andrebbero anche curate da parte dei direttori di gara. E allora l'anticipo di Eder se ne va via bene dopo la Veronica, ancora Eder recupera in qualche modo il pallone dopo il rimpallo favorevole in mezzo a una gabbia di avversari, deve trovare il modo di uscirne con esperienza, con mestiere. Il capitano guadagna un calcio d'angolo per il Città di Sestu da sinistra, lo stesso Eder si avvicina a Cau, il velo a Square, un sinistro ciabattato da dimenticare, dall'altra parte fa buona guardia Fabrizio Zanatta per Eder che ottiene la rimessa laterale, qui la va a eseguire in direzione di Asquer, alza la testa in verticale, dall'altra parte c'è Papu che si è rialzato poi dopo il contrasto sfortunato in precedenza senza nessun problema. Città di Sestu che comunque sta dando la sensazione di volerci provare con aggressività, vediamo come risponde l'Olimpia Regium che si affida dall'altra parte a Edigno e poi con il numero 11 andiamo a vedere un po', anzi sì, si tratta di Luca Ferrari probabilmente con il numero 11, qui il pallone recuperato, Cau non sa bene cosa fare di questo pallone, finisce col perderlo, il recupero da parte della squadra ospite con Guandelin, quindi con il numero 22 Alitia. Avanza ancora, palla al piede, il giocatore in maglia numero 22 scarica all'indietro, Edigno ragiona, ora l'Olimpia Regium, si alza la pressione del Città di Sestu, gira molto bene il pallone dall'altra parte, perde il tempo per la battuta Edigno, a Square, dialogo a distanza con Eder, 17:05. Mattia, ancora non abbiamo visto grandi occasioni, però il Città di Sestu è partito, mi sembra abbastanza aggressivo e questo è il modo in cui deve essere interpretata questa gara. Assolutamente, oggi non ci sono scusanti, devi per forza prendere 3 punti, devi sbloccarti in casa, sono tante le motivazioni che ti inducono a dover fare la partita o comunque a provarci sin da subito a sbloccarla. Intanto Rufine in mezzo a 2, Papu si gira, palla nelle mani di Chiabat, dicevo comunque ci devi provare, oggi sei costretto, non ci sono attenuanti, non hai altro risultato a disposizione che la vittoria, se vuoi uscire dalla zona rossa, altrimenti tanto fallo fischiato da Square, giusto. Ritorno agli episodi di prima, però un po' di disparità c'è. È necessaria coerenza arbitrale, intanto correggo un errore, in precedenza il giocatore in maglia numero 11 dell'Olimpia Regium è Mario Mazzano e non Luca Ferrari come erroneamente detto. Cau dall'altra parte prova a coordinarsi per la battuta al volo coraggiosa ma che si perde
ben oltre la linea di fondo. Allora Mazzano, riparte l'Olimpia Regium, capisce tutto in anticipo. Eder Ruffini, subito la pressione di Alitia, cerca uno scarico, lo trova all'indirizzo di Papu, un pallone un po' troppo lungo. Zanatta si impegna e mantiene in gioco il pallone, ma poi se ne deve liberare rapidamente per evitare una beffa. Olimpia Regium che ora prova a prendere campo. 16:05 da giocare nel primo tempo. Edigno, il capitano, all'indietro, il pallone giocato verso Guandelin, lo spunto di Alitia in velocità, molto rapido. Il 22 ospite si immola in tackle scivolato, il classe 71 Gigi Asquer a mettere il pallone fuori. Come detto, la compagine reggiana ora cerca un po' di salire di colpi. Olimpia Regium reduce dalla vittoria del campionato di Serie B, 9 anni. La scalata partendo dalla C2, la botta in porta, la respinta forse anche un po' dolorosa, diciamo tra virgolette, da parte di Papu. Si continua a giocare. Ancora Edigno che è riuscito a calciare mantenendo in campo il pallone. Cau con sacrificio mette il pallone fuori, deviandolo in corner per l'Olimpia Regium. Cau ancora in pressione mentre Edigno gioca il pallone all'indietro verso Guandelin, la battuta e la respinta di Zanatta, molto attento su questa traiettoria, non particolarmente potente ma comunque insidiosa. Dall'altra parte prova ad andarsene Cau, fermato in maniera regolare. L'ultimo tocco peraltro è il suo. 15:32, Edigno sulla rimessa. Città di Sestu che era partito con il piglio giusto, ma in questa fase sono gli ospiti a provarci, a occupare meglio, con maggiore insistenza, la metacampo d'attacco. Il pallone giocato ancora verso Edigno, subito affrontato da Papu. Lungo giro palla molto ragionato da parte dell'Olimpia Regium. Qui Alitia non è perfetto nello stop. Le proteste di Zanatta che va a reclamare l'attenzione della panchina. Forse un piccolo problema alla mano per il portiere di origine brasiliana dopo il tuffo precedente sulla conclusione in diagonale. Sì, una partita comunque bloccata, c'è da dirlo, nel senso che le occasioni sono poche, le squadre ci stanno provando, per carità, perché non si può dire non ci stiamo provando, però per adesso hanno avuto meglio le difese rispetto alle offensive delle due squadre. C'è da dire che comunque l'Olimpia Regium ha morale per la vittoria che è arrivata da Aosta, contro l'Aosta in casa. C'è di Sestu che invece viene dal pareggio contro Pistoia, un pareggio che è arrivato in rimonta ma che ha dato segnali importanti, soprattutto uno, ovvero che la squadra rossoblù per la prima volta in questo campionato ha segnato il primo gol della gara, cosa che nelle 5 partite precedenti non era mai successa. Hai fatto bene a sottolineare questo dato, Mattia. Peraltro parlavi anche di difese e dobbiamo sottolineare a livello statistico che il Città di Sestu subisce molto meno rispetto all'Olimpia Regium. 22 reti subite fin qui dalla squadra allenata da Rino Monti, sono 33 invece per l'Olimpia Regium che però segna di più, 23 a 13, ben 10 reti in più messe a segno insomma dalla formazione emiliana. Secondo peggior attacco per il Città di Sestu, soltanto la Fenice Venezia Mestre fa peggio con 12. Intanto gioco ancora interrotto per mettere i soccorsi a Fabrizio Zanatta che può recuperare la sua posizione tra i pali, nessun problema, sistemata la fasciatura alle dita della mano. Si riparte con i padroni di casa in possesso del pallone. Papu per Giulio Mura, ancora lo scambio con il brasiliano Betao, pure lui in campo in questo momento per la squadra di Rino Monti. Quindi Papu servito, prova a liberarsi dalla marcatura del suo avversario. Betao smista bene, murato ed erra al momento della conclusione, ma buona trama qui ordita dal Città di Sestu, sfruttando ovviamente anche l'esperienza di Betao in posizione di pivot. Ora Giulio Mura avanza, Mura lavorando il pallone con la suola, poi prova a esplodere il sinistro, fermato in corner da Alessandro Aieta, nuovo ingresso in campo per l'Olimpia Regium. Altro calcio d'angolo da sinistra allora per il Città di Sestu. Lo stesso Mura a incaricarsi della battuta all'indietro ed Eri in diagonale, qui anche un po' sfortunato nella deviazione. Guandelin mette sempre in corner, dunque nuovo calcio d'angolo per il Città di Sestu. Sarà Eder stavolta a battere, si porta verso l'interno dell'area. Mura ha provato la battuta di prima intenzione, è stato fermato, attenzione al contropiede dell'Olimpia Regium
Regium. Dall'altra parte gran finta di Edinho, Papù con lo sgambetto, Mura che calcia il pallone addosso a Edinho, animi incandescenti ora. Mura che scuote la testa, Edinho è rimasto a terra, ovviamente insorta la panchina dell'Olimpia Regium, gara che era stata molto tranquilla fino a questo momento. Va a chiedere scusa a Mura che forse voleva calciare il pallone via ma non addosso a Edinho, questa è stata la mia sensazione. Ad ogni modo resta comunque un gesto assolutamente censurabile. Vediamo se l'arbitro va a prendere dei provvedimenti nei confronti del giocatore del Città di Sestu. Nessun provvedimento disciplinare e dunque meglio così per la formazione rossoblù. Ci proverà dunque l'Olimpia Regium con questa buona opportunità, particolarmente arrabbiato qui Fabrizio Zanatta, ora attento però nella disposizione della barriera, c'è il solo Mura peraltro in barriera per il Città di Sestu. La battuta di Edinho, lo stesso Zanatta va a respingere, poi subito la pressione di Papù ai danni di Edinho con esperienza, ne esce fuori forse anche un leggero tocco con la mano per Edinho. Pallone rimesso in gioco, insiste la squadra ospite, recupera Papù. Il contropiede del brasiliano rapidissimo, ora spalla a spalla con l'avversario. Eder non è riuscito nella deviazione sotto porta, l'ultimo tocco è stato di Guandelin. Città di Sestu a un passo dal vantaggio, ora c'è il corner, lo stesso Eder va a battere, alza il pallone per Betao, respinge il portiere dell'Olimpia Regium. Attenzione al contropiede dall'altra parte, Eder si rifugia in corner. Partita ora anche molto confusa, Mattia, abbiamo visto un po' di tutto, il gesto non proprio comprensibile di Mura in precedenza, Edinho non ne ha approfittato, dall'altra parte Eder per poco non la sbloccava. Tornando al gesto da censurare come hai detto tu, ma soprattutto anche perché anche se è fatto in maniera involontaria rischia un cartellino, non ha senso. Attenzione alla ripartenza, Mura, la palla provate a mettere dentro, non ce l'ha fatta, che è una deviazione che non c'è. Diciamo del gesto censurabile, ma anche da evitare per evitare cartellini, anche se non è stato fatto con violenza o comunque fatto apposta. Sul tiro di Edinho, bravo Zanatta a mettere sulla linea della barriera, occasione di Ruffine, Guandelin provvidenziale per la sua squadra, tira al volo di Betao, gesto tecnico, bravo Chiabat nella posizione. E ancora l'Olimpia Regium in possesso del pallone mentre mancano 13 minuti e 37 secondi al termine del primo tempo. Alitea per il compagno di squadra in maglia numero 14 Luca Ferrari, si abbassa per la possibile ricezione a Ieta, ignorato però dai compagni, si va dall'altra parte. Ora sì, chiamato in causa Ieta, si allunga un po' troppo il pallone favorendo l'intervento di Mura. Si riparte allora dal portiere Kaibat, respinge Eder, recupera Mura con il tacco qui senza trovare però Betao, allora va a contrasto, riesce soltanto a toccare, si torna dalle parti di Kaibat che in precedenza si è salvato. Insomma, sulla conclusione del Città di Sestu, pallone perso qui dall'Olimpia Regium, gara che però dà la sensazione di poter salire di colpi. 13 minuti per l'esattezza da giocare nel primo tempo, cercato là davanti Betao, spalle alla porta, attende l'arrivo del compagno, c'è il taglio di Mura, il gioco di prestigio di Betao che però poi non riesce a concludere verso la porta di Kaibat. 12:45, chiusura di testa puntuale da parte di Eder, rimessa Olimpia Regium. Dialoga con Rino Monti in panchina il giocatore del Città di Sestu in maglia numero 8, si tratta di Casu, a segno con il gol del 2-2 in quel di Montecatini. Dall'altra parte Eder, Mura, Eder, poi ancora Mura per Betao, poggia lateralmente sempre verso Giulio Mura con pazienza ora a costruire il Città di Sestu, scivola qui sul pallone Mura, un po' sfortunato mentre si prepara un altro cambio per l'Olimpia Regium. È il momento di Valtin Alitia con la maglia numero 10. Betao guadagna questa rimessa, Mura per Eder, Casu, Eder in avanti, cercava Betao senza però trovarlo, allora Alitia era andato in fuga solitaria, anzi si trattava di Aieta, la rimessa in gioco per Alitia già eseguita, ora invece Valtin Alitia
Ancora l'Olimpia Regium a insistere, Ferrari all'indietro, Alitia per poco non trova il gol, anzi si trattava, chiedo scusa, di Alessandro Aieta con il diagonale che si è spento fuori di poco. Ha preso coraggio ad ogni modo l'Olimpia Regium, partita molto equilibrata in questa sua prima fase. Mura dentro per Eder in mezzo a due, non riesce a passare il contropiede che però non trova sfogo da parte dell'Olimpia Regium. Zanatta con l'uscita, le proteste della panchina dell'Olimpia Regium, sostiene insomma che Zanatta sia uscito dalla propria area con il pallone in mano. Ad ogni modo si continua a giocare. Eder, il taglio verticale interessante di Casu in anticipo, Kaibat fa suo il pallone. Come dicevi tu Mattia, partita un po' bloccata, insomma le due squadre stanno faticando a produrre delle occasioni. Ora l'Olimpia Regium che cerca di proporre una certa mole di gioco, ma senza trovare grandi sbocchi là davanti. Sì, come sto dicendo prima, partita che hai detto tu, deve salire dei giri, per forza di cose, perché a entrambe non può andare bene un pareggio. Intanto attenzione, Ruzzu cica la conclusione, comunque svirgola sull'alzata di Betao. Sono squadre che comunque non fare i punti. Oggi sei costretta in un modo o nell'altro a fare i punti, quindi devi per forza alzare i ritmi, ci devi provare. Poi devi essere lì bravo tu giocatore o tu squadra a sfruttare la situazione. Intanto Betao, palla respinta, alta ripartenza dell'Olimpia Regium, spinta da Aieta, palla recuperata 2 contro 1, Betao 3 contro 2, lo scarico, vince il contrasto, ancora Betao, Casu, conto che la palla respinta sotto le gambe, e poi ancora Aieta prova a uscire, lancia a lungo, altra occasione per il Sestu, il rosso-blu in questo momento sembra averne di più. Ci ha riprovato allora il Città di Sestu, Betao protagonista, da lui ci si attende tanto, eccolo ancora a ricevere, c'è un fischio lontano dalla palla. Vediamo un po', l'arbitro va a richiamare l'attenzione di Eder e di un avversario, cercheremo di riconoscerlo il prima possibile. Tutto a posto, vediamo. Si ripartirà con un calcio di punizione per il Città di Sestu. In precedenza si trattava di Valtin Alitia, richiamato appunto dall'arbitro. Calcio di punizione che verrà affidato al piede di Gigi Asquer. 10 minuti e 12 secondi per la chiusura del primo tempo. Kaibat va a dare istruzioni ai compagni, è arrivato il fischio dell'arbitro, la lunga rincorsa di Asquer, il suo mancino potente Kaibat con la deviazione in calcio d'angolo. Ovviamente deve sfruttare meglio possibile anche le situazioni di calcio piazzato il Città di Sestu, che ha degli specialisti come appunto Asquer. Corner da sinistra, sarà Giacomo Ruzzu a battere, si avvicina Casu, il pallone a cercare ancora Asquer, poi resta lì per Casu, il pallone allontanato da Aieta, lo ha raccolto poi Fabrizio Zanatta. Asquer manovra il Città di Sestu, ora affidandosi a Casu, contraparte per Cau, quindi Asquer. La pressione che paga dei dividendi qui per l'Olimpia Regium, ha cercato anche la conclusione in porta con l'esterno Aieta senza far male. Non è semplice costruire, la squadra ospite è abbastanza aggressiva. Asquer. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, anticipo secco qui da parte di Ferrari che si lancia dall'altra parte e finisce giù. Calcio di punizione in favore dell'Olimpia Regium con proteste stavolta da parte della panchina di casa. Braccia conserte per il tecnico Rino Monti che sta studiando insomma le soluzioni per sbloccare questa partita che pian piano dà la sensazione insomma di poter diventare anche un po' nervosa. 9:33, punizione per l'Olimpia Regium, il fischio arbitrale, l'appoggio laterale per Ferrari. Aieta, Ferrari preso un po' in controtempo, lascia scorrere per Valtin Alitia, il pallone alzato dove non ci sono però maglie bianche, raccoglie facilmente Zanatta e appoggia verso Gigi Asquer, prova a guadagnare qualche metro, quindi si va all'indietro dalle parti qui di Ruzzu, poi Cau, un'ingenuità clamorosa qui per Cau che ha rischiato grossissimo, prova a uscirne. Casu con il
colpo di tacco. Da queste piccole cose a volte si vede che il Città di Sestu sta ancora cercando fiducia in questo campionato. Sì, sono errori, per quanto magari banali possano essere, sono quelli che poi rischiano di costruire le partite, perché poi vedi, arrivano anche a tirare da una rimessa laterale. Piccole cose che possono essere corrette, vanno corrette, e che poi nella giusta misura, quando verranno aggiustate, renderanno manovre più fluide e sicuramente meno problemi. Ancora Olimpia Regium, 8:35, qui lascia scorrere Valtin Alitia, non è una grande idea, il pallone se ne va fuori. Asquer dall'alto della sua esperienza chiede calma ai compagni, ci vuole pazienza per provare a sbloccare questa partita. Ora riceve Papù, tornato in campo, Asquer si abbassa, poi il pallone per Papù che era andato a cercare la profondità, all'improvviso ha calciato al volo, pallone alto sopra la traversa, ma una buona idea qui per il Città di Sestu che ci ha provato. Pressione ancora di Papù nel duello tra numeri 14 con Ferrari. Mura qui si lascia scavalcare dal pallone, Zanatta in uscita, ma poi arriva il vantaggio dell'Olimpia Regium. Ha segnato la squadra ospite che la sblocca a 8:06 dal termine del primo tempo. Ha segnato l'Olimpia Regium con Ferrari. E ora è in salita per il Città di Sestu, anche se ovviamente manca tantissimo, c'è tutto il tempo per raddrizzarla, la fiducia però viene sempre meno. Ancora una conclusione, Zanatta mette fuori, ha rischiato di subire l'1-2 qui il Città di Sestu. Calcio d'angolo da sinistra, la botta al volo di Alitia, il fischio, calcio di punizione per il Città di Sestu. Ripetiamo, punteggio che è cambiato, ospiti avanti con Ferrari, quinto gol stagionale per lui. Analizzando un po' l'azione, Mattia, probabilmente l'errore iniziale è quello di Mura che si è fatto scavalcare dal pallone. Zanatta ha provato a metterci una pezza in uscita, ma a quel punto c'era una inferiorità numerica, ne ha approfittato Ferrari. È stato un errore di comunicazione, perché comunque Zanatta l'ha chiamata e ha detto vai tu, si aspettava l'intervento del suo compagno, il compagno non si è capito se ha fatto una finta, se proprio non ci aveva provato. A quel punto lui è costretto ad uscire, palla che lui respinge, poi non viene aggredito, non viene eseguito neanche l'avversario dentro l'area. Il colpo di tacco è magistrale per Ferrari, il gol da fare è un gioco da ragazzi. A sottolineare insomma anche il colpo di tacco di Aieta nella circostanza. Ora anche il presidente Agus a ridosso della panchina per cercare di suonare un po' la carica. Qui deve calciare lungo in avanti Fation Alitia, mentre riparte il Città di Sestu. Asquer, poi Papù chiede il pallone, lo ottiene Giulio Mura. Dall'altra parte per Cau, anticipo secco e poi tentativo di ripartenza per Valtin Alitia, cercava l'1-2 sul taglio di Mazzano, ci ha messo una pezza il Città di Sestu che ora sta un po' accusando il colpo. Altra conclusione deviata in corner. Ovviamente dal punto di vista mentale non è semplice reagire a questo svantaggio. Con tutta calma va a prendersi il pallone per la battuta Valtin Alitia, 6:40 per tornare negli spogliatoi. Un suggerimento lungo che non può essere raggiunto. Qui riparte il Città di Sestu affidandosi a Gigi Asquer, il tocco all'indietro, poi verso Papù, avanza, palla al piede, appoggia lateralmente a sua volta per Mura. Interessante il suggerimento in diagonale per Gigi Asquer. Perfetta la chiusura difensiva però da parte dell'Olimpia Regium, rimessa che verrà affidata a Papù. 6:27 in campo anche Eder. Asquer ha tentato la battuta immediata, protesta Asquer per la distanza. In questo caso si va da Eder, la battuta potente respinta 2 volte da parte di con il numero 22 Fation Alitia per
Olimpia Regium. Asquer qui si fa soffiare il pallone, attenzione all'Olimpia Regium, provvidenziale qui l'intervento di Cau per ben 2 volte. Mattia, il Città di Sesto ha rischiato grosso, vi va a concludere Papù con il mancino fuori, nessun problema per Kaibat. Il contraccolpo psicologico dello svantaggio si sta facendo sentire. Hai detto bene Roberto, hai detto bene, si fa sentire. La squadra adesso sembra impaurita, quasi si voglia svegliare da un incubo, in quelle situazioni dove non riesci ad uscire da, diciamo, da qualcosa dove vorresti scappare ma non ce la fai. Adesso ci vuole l'esperienza dei più grandi, ci vuole il carattere per poter ribaltare questa partita, che è di importanza capitale per i colori rossoblù. La squadra è intrappolata, insomma, in un momento di sfiducia, questo sembra abbastanza evidente, sono prima psicologici che tecnici probabilmente i problemi in questo inizio di campionato del Città di Sesto, che qui soffre ancora. C'è bisogno dell'intervento di Asquer che ci mette la punta del piede. Papù deve mettere un po' di ordine in campo nuovamente, anche Betao. Eder lascia lì per Papù, Betao 5-10, il tempo non manca. Città di Sesto che deve pian piano, come detto, riprendere fiducia con pazienza, evitando di subire ancora l'iniziativa dell'Olimpia Regium. Asquer, una bella conclusione in diagonale con il mancino. Kaibat in tuffo, mette in corner, ci ha provato allora Gigi Asquer, il pallone che è anzi uscito in fallo laterale. Ancora Asquer, stavolta la deviazione è di Fation Alitia, calcio d'angolo da destra, andrà a incaricarsi della battuta Eder Ruffine, alza per Asquer, ancora un diagonale, la tiene lì Kaibat. Qui ritarda la ripresa del gioco, gli arbitri vanno a intervenire. Ora anche dire qualcosa alla panchina del Città di Sesto, che era insorta a gran voce dopo l'infrazione del portiere ospite. Betao, Eder per Papù, si gira bene Papù, attenzione, deve uscire da lì. Eder pareggia il Città di Sesto a 4:31 dal termine del primo tempo. La sassata di Eder Ruffine che vuole svegliare dall'incubo il Città di Sesto. 1-1 al Paladante, e questo si spera possa essere il segnale della riscossa per la squadra rossoblù, a tutti i mezzi insomma per aggiudicarsi la prima vittoria in campionato. Qui la pressione, Kaibat deve buttare via questo pallone, protegge l'uscita Zanatta, e ora l'inerzia psicologica della gara che può cambiare padrone. Eder dentro, Papù non riesce a girarsi verso la porta, avrebbe potuto provare anche con il tacco, sembrava essere questa insomma la sua intenzione. Attenzione però anche all'Olimpia Regium dall'altra parte. Ferrari, Asquer respinge, Papù fa passare molto bene per Eder, ancora Papù, il diagonale respinto, e poi il pallone che carambola ancora addosso al giocatore brasiliano. Recupera Kaibat, 3:42. E ora vedete come si è cambiato anche il linguaggio del corpo della formazione di Rino Monti. Se ne accorge la panchina ospite, quella guidata da Cristian Margini. Time out per l'Olimpia Regium, applausi al Paladante con il capitano Eder che ha rimesso un po' in piedi le sorti di questa gara. Bella conclusione dalla distanza. Kaibat forse non ha visto neanche partire il pallone, molto potente però, lasciato partire dal giocatore brasiliano. Mattia, ti lascio commentare il gol e anche l'aspetto simbolico, cioè il segnale che arriva dal capitano, non a caso probabilmente. Sì, da un lato c'è da dire che è il capocannoniere della squadra, visto il ruolo che ricopre, si ricapitano ma centrale difensivo, sono un po' strano, però è il segnale, la scossa, quella che è stata data al capitano,
che ha bucato le mani a Kebat. Probabilmente è vero, come dici tu, che non l'abbia vista, però è anche vero che probabilmente qualche colpa ce l'ha comunque. Non era insomma angolatissima la conclusione di Eder, qualche responsabilità per il portiere dell'Olimpia Regium che riparte dopo il time out. Forse l'ultimo tocco è stato qui di Guandelin che avrebbe voluto la rimessa, la ottiene invece a Square per Eder. Alza il pallone per Asquare, un po' troppo lungo ma deve uscire di testa. Kaibat che poi frana addosso ad Asquare, tutto a posto tra i due. Rimessa per Giulio Mura, 3:26 prima del riposo. Giulio Mura che sistema il pallone all'indietro, Eder per Betao, poi il taglio da parte del capitano, lascia lì per Mura. Mura deve divincolarsi dalla pressione di Guandelin, ottiene la rimessa laterale, pallone alzato, Asquare si coordina sull'esterno della rete, ma ora è tutto un altro Città di Sestu. Pallone buttato dall'Olimpia Regium, si è alzata la pressione dei rossoblù che non permettono agli avversari di costruire con pazienza. Giulio Mura, Eder ancora Mura, Asquare, qui Eder fa valere il fisico, il rimpallo che premia, poi Asquare, Mura, Asquare, Betao dall'altra parte, 2:50, Gigi Asquare, Eder, ancora Eder. Non è semplice trovare sbocchi. Eder insiste con Betao, il tacco illuminante, Eder finisce giù, il tagliafuori è stato regolare secondo il giudizio arbitrale. Si trattava nella circostanza di Mazzano Edigno a un passo dal gol del 2-1, sfera che si è spenta di poco alla destra nella porta difesa da Fabrizio Zanatta. Ancora una situazione arbitrale che ha fatto un po' arrabbiare il Città di Sestu, per poco non ne approfittava l'Olimpia Regium. Eder, Mura, Betao, qui non si intende con Eder, 2:20, dicevamo Mattia, però è un altro Città di Sestu adesso. Il gol ha dato la scossa, adesso i rossoblù ci credono, ci provano, vogliono provare ad andare all'intervallo in vantaggio perché psicologicamente è importante. Si nota anche la classe dei giocatori, a differenza che di qualità forse tra le due squadre, perché comunque si vede. Peccato che certe decisioni, questa mai non lo so, ma quella su Rufile mi sto di dire che fosse fallo. Betao con il tacco, ancora Mura, il pallone fuori di poco, sta inventando per i compagni l'ex campione del mondo brasiliano Betao. E a beneficio di Mura con il tacco, la conclusione interessante da parte di Mura, pallone che si è spento fuori ma di poco. Pallone in avanti per Edigno, Zanatta con i pugni, mette fuori, ancora qualcosa da sistemare là dietro per il Città di Sestu. Mura prova ad allontanare con il colpo di testa all'indietro, qui Casu per Zanatta. Si riparte da Eder. Mura, 1:35 per tornare negli spogliatoi. Eder, lo scambio con Mura, ancora Eder, dall'altra parte Betao, il movimento di Casu. Giulio Mura non ha spazio per calciare, ci prova comunque col mancino, per poco non induce nell'autogol Alessandro Aieta. Corner per il Città di Sestu da sinistra, time out in campo, noi ci fermiamo per qualche istante. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. 1 minuto 24 secondi al termine del primo tempo al Paladante, 1-1 tra Città di Sestu e Olimpia Regium. Sul corner, sul punto di battuta meglio, c'è Giulio Mura, il pallone facilmente allontanato qui dalla formazione reggiana che prova a costruire qualcosa là davanti affidandosi a Edigno, Aieta e poi Guandelin. Quindi Mazzano con il numero 11, il suggerimento in orizzontale, la chiusura di Giulio Mura
Campo nuovamente per il Città di Sestu, per Andrea Cau. In questo momento della gara allontana Mura, approfittando di una indecisione qui sulla battuta della rimessa da parte dell'Olimpia Regium. 1 minuto e 3 secondi nel frattempo da giocare. Riceve Edigno, prova a dialogare poi con il compagno, si trattava di Guandelin. Vuole mettere ordine ora l'Olimpia Regium, che ha sbandato un po' dopo l'1-1 di Eder. A sua volta Olimpia Regium che aveva rischiato di raddoppiare. Kaibat deve andare con il lancio lungo, l'uscita di Zanatta, poi lascia rimbalzare il pallone fuori dalla sua area, lo colpisce con il piede Mura. Eder dall'altra parte si impegna nel tentativo di tenere in campo il pallone. Cau non ci riesce. 29 secondi. Colpo di testa di Mazzano, recupera Zanatta facilmente. Qui erano ben strette le maglie difensive del Città di Sestu. Eder chiuso da Guandelin. 17 secondi, c'è dunque spazio per un'ultima opportunità offensiva per il Città di Sestu, come diceva Mattia in precedenza. Insomma, sarebbe importante anche dal punto di vista mentale trovare il gol del vantaggio prima del ritorno negli spogliatoi. 8 secondi, il taglio di Cau, il tacco di Mura, recupera Kaibat in 2 tempi. Qui c'è il corner perché il portiere, giovane portiere dell'Olimpia Regium, si era evidentemente portato il pallone oltre la linea di fondo. 6 secondi, c'è tutto il tempo per costruire una conclusione qui con il colpo di testa. Però Cau, attenzione dall'altra parte, Edigno non controlla benissimo. 1 secondo, rimessa Olimpia Regium. Vediamo un po'. Sarà calciare dalla distanza, probabilmente si tratterà di Mazzano. Si va invece da Aieta, non c'è il tempo per concludere. Allora 1-1 tra Città di Sestu e Olimpia Regium Reggio Emilia dopo la prima metà di partita. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Squadre in campo al Paladante, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Assalto alla prima vittoria in campionato per il Città di Sestu. Subito un pallone in avanti per Betao, il movimento di Mura. All'indietro Eder e poi Papu. Le finte, Eder, Mura, Betao. Ancora un tacco, Papu liberato al tiro, la respinta, il pallone messo in mezzo, ha segnato Mura, ma prima c'era stata l'interruzione perché il pallone era probabilmente uscito sul cross di Papu. L'ultimo tocco era stato però di un giocatore dell'Olimpia Regium. Allora c'è il corner da destra, Eder, il movimento di Mura, passa in vantaggio il Città di Sestu in apertura di secondo tempo. La correzione sotto misura di Giulio Mura sul corner ben battuto da Eder, perso totalmente dai giocatori dell'Olimpia Regium. Sorpasso rosso-blu. L'esultanza del Paladante per la rete di Mura, che si fa così anche un po' perdonare quel mezzo errore, insomma, in occasione del 1-0 dell'Olimpia Regium. Ora si respira tutta un'altra area qui al Paladante, ma è ancora lunghissima e c'è da prestare il massimo dell'attenzione. Betao, come sempre, a dare qualità
Papù, centrale, Kaibat, e poi ancora Papù dopo la respinta di Mazzano. Città di Sesto con cattiveria agonistica vuole cercare di trarre il massimo, insomma, da questo momento favorevole della gara. Città di Sesto che ha visto i fantasmi attorno alla metà del primo tempo, rischiando anche di andare sotto di 2 reti contro l'Olimpia Regium. È cambiato tutto dopo il gol dell'1-1 siglato da Eder, ha rimesso un po' in carreggiata, insomma, il capitano Edinho. Intervento di Mura, rientrato anche lui molto bene in campo dopo la pausa. 18:52, Betao in pressione, cerca qui compagni per la battuta e arriva un gran gol di Ali Tia. Subito il pareggio dell'Olimpia Regium. Fation Ali Tia l'ha messa sotto la traversa, un gol favoloso per il giocatore in maglia numero 22 dell'Olimpia Regium. Tutto da rifare per il Città di Sesto, meccanismi mentali davvero fragili a questo punto del campionato. Tutto può cambiare da un momento all'altro. Mattia, l'inerzia sembrava nelle mani del Città di Sesto e poi un'invenzione di Alitia ha lasciato magari calciare con un po' troppa facilità nella circostanza precedente, ha spento un po' gli entusiasmi del Città di Sesto. Vedremo ora quale sarà la reazione. Sì, è anche difficile da commentare perché all'inizio è stato veramente aggressivo, subito occasione per Papù che anche dopo ha avuto la palla del 3-1, anzi 2 volte ha avuto la palla del 3-1. Il gol è arrivato su una disattenzione, per una volta si sfruttano anche gli errori avversari. Poi se anche gli avversari, ovviamente nella fattispecie Alitia trova il gol del sabato, ovviamente Betao, l'azione Betao con la Kaibat 2 volte, anzi prima di difesa poi Kaibat, attenzione che se ne fa Edinho, fallo forse di Mura, l'arbitro non fischia, Ruffine, Betao, attacca Kaibat al centro di tacco ma più fuori, incredibile, incredibile. Ha provato con il tacco Papù, magari provando ad appoggiare con un'altra soluzione avrebbe avuto maggior successo, chissà. È terminato a terra Alitia, si ferma Betao, gesto di sportività applaudito dai giocatori dell'Olimpia Regium. Il Città di Sesto aveva l'opportunità effettivamente di far male là davanti, ma ha preferito permettere a Fation Alitia di alzarsi. Alitia, autore di un gol bellissimo, quello del 2-2, partita che è diventata ora anche più spettacolare. Pallone per Guandelin, tocca Eder, la rimessa sarà per compagine Granata, fuori Betao, va a rifiatare un po', dentro Casu, anzi chiedo scusa, Cau per il Città di Sesto. Attende prima della battuta Guandelin, all'indietro la battuta al volo di Mazzano, pallone fuori di poco, ha rischiato il Città di Sesto a 17:28 dalla conclusione. Mazzano tutto al volo col mancino, ora Mura lascia sfilare il pallone, qui Cau che ha rimesso in mezzo. Il rimesso sarà per il Città di Sesto, c'è stata una deviazione secondo gli arbitri. Mura chiede, ottiene il pallone Eder, subito in verticale da Papù, lascia lì per Mura, era buonissima l'idea, ancora Papù con il tacco, Giulio Mura per il nuovo vantaggio del Città di Sesto. Doppietta per Giulio Mura che ha beneficiato della soluzione di Papù con il tacco, l'assist pregevole del brasiliano. Torna avanti il Città di Sesto che stavolta dovrà proteggere con maggiore attenzione il vantaggio. Come detto, doppietta per Mura. Alitia, si tratta in questo caso di Valtin. Alitia, ora Aieta, pallone tenuto in campo da Edinho. Valtin, Alitia, Edinho,
Ferrari intercetta Eder. Asquer capisce tutto, però Ferrari da dietro, la pressione è regolare da parte di Cau, ma poi perde il pallone in maniera abbastanza sanguinosa. Asquer, Ferrari non riesce a liberarsi per il tiro, allora c'è spazio per il contropiede, 3 contro 2, il Città di Sestu ci prova con Cau, forse fermato, un gioco pericoloso al momento del tiro con un piede un po' a martello. Vediamo un po' qual è stata la scelta arbitrale. C'è il pallone assegnato al Città di Sestu, 16-14 alla conclusione. Si tratta di calcio d'angolo per il Città di Sestu. Qui la battuta un po' sporca da parte di Cau, il pallone sul fondo. Mattia, ora c'è da proteggere, come dicevamo, con maggiore attenzione il vantaggio. Beh sì, perché comunque anche qui ci sono segnali. Subire il gol in maniera rocambolesca, fortunosa, comunque il gol è bellissimo per carità, ma diciamo un po' così fa effetto. E quindi è difficile anche come ferita, chiamiamola così, da rimarginare. Ovviamente poi la reazione c'è stata, le occasioni non sono mancate e ovviamente l'insistenza di Papu e Mura è stata premiata, è un gol del 3-2 molto importante. E oltretutto mette in condizioni migliori il Sestu, che adesso dovrà difendersi bene e poter ripartire con più tranquillità. Valtin Alitia per Aieta, pallone che arriva là davanti per Ferrari, spalle alla porta, scarica all'indietro, la botta dalla distanza di Aieta, pallone fuori con Zanatta che controllava l'uscita della sfera. Si riparte allora con Gigi Asquer, 15-35, Cau per Eder, poi subito il taglio in profondità, riceve Asquer, Papu ancora. Eder. Asquer. Con pazienza il Città di Sestu, Cau sposta il pallone, finisce giù, c'è il calcio di punizione in favore del Città di Sestu. Qui bravo Cau a spostare il pallone, poi c'era una sorta di ostruzione qui da parte di Valtin Alitia, non è d'accordo con la scelta arbitrale. Buona opportunità qui per il mancino di Gigi Asquer che può provarci. È infatti particolarmente preoccupato qui. Kaibat va a disporre la sua barriera, c'è in particolare Fation Alitia in barriera, parte Asquer, un pallone dentro per Eder. Kaibat aveva capito tutto, ci ha messo un piede il portiere dell'Olimpia Regium, Città di Sestu, che però rimane in proiezione offensiva. Sì, è stato uno schema ben organizzato questo, perché comunque si erano tra virgolette un po' dimenticati di Eder, di capitano Ruffinelli al centro dell'area. Bravo Kaibat a leggere la situazione, tanto qua c'è un colpo subito da Ruffine, gioco che si ferma. Diciamo che qua, se andiamo a vedere il fallo fischiato prima a Cau e quello non è fischiato adesso, un po' di contraddizione c'è, perché comunque la regola dice che le mani addosso tu all'avversario non lo puoi mettere. E invece diciamo che a volte viene permesso un po' troppo e a volte si è leziosi nel fischiare questi falli. Forse manca un po' di coerenza, di uniformità di giudizio su alcuni contatti. Una partita che è stata insomma ricca di contatti. 14-56, rimette in gioco l'Olimpia Regium per restituire il pallone al Città di Sestu. Si riparte da Zanatta e poi da Gigi Asquer. Cau, Papu, la pressione di Alitia, allora deve andare da Eder, il pallone è buono qui per Cau, lo lascia rimbalzare, attendendo forse un po' troppo. Qui Cau non era facile ovviamente per lui tentare una soluzione da posizione così tanto defilata. Ferrari in orizzontale per Fation Alitia, tenta il dribbling ma recupera Papu, preziosissima la sua partita. Papu, serve ora Eder, studia la situazione, ancora il capitano del Città di Sestu, Papu all'indietro, Eder, la battuta con il mancino, pallone che si perde ben lontano dai pali della porta difesa da Kaibat. Si ripartirà dunque con pallone tra le mani del portiere dell'Olimpia Regium. 14-13, Città di Sestu che deve provare
ad attaccare ancora con continuità per chiudere questa partita se possibile, perché anche con questa fragilità psicologica data dai risultati precari di questo avvio di stagione, insomma tutto può cambiare da un momento all'altro, allora meglio mettere al sicuro il risultato se possibile. Sì, perché quasi sempre sono stati costretti a inseguire. È andata bene in trasferta, che sto di 3 pareggi arrivati quasi tutti in rimonta, perché comunque a Massa c'è da dire che ok, subito il primo gol, poi si è sempre stati avanti. In casa devi sbloccarti, non puoi tra virgolette rischiare di rimanere con la partita in bilico, devi portarla in un porto sicuro il prima possibile. Anche perché l'Olimpia Regium ha le armi per riprendere ancora questa partita. Avete visto la conclusione in precedenza abbastanza insidiosa, qui chiama il pallone a gran voce Kaibat per permettere poi ai compagni di avanzare, qui con Aieta. Ferrari, pallone in gioco, Aieta affrontato da Eder, poi Fation Alitia calibra il mancino, respinge a Square, il pallone che si perde in tribuna sarà a disposizione ancora dell'Olimpia Regium per la rimessa affidata all'autore del momentaneo 2-2, anzi si trattava qui di Valtin Alitia. Ferrari, l'ultimo tocco è di Cau, Alitia, il pallone deviato, poi si tratterà di calcio d'angolo per l'Olimpia Regium, calcio d'angolo da sinistra, anche un pallone sporco, insomma può mettere in difficoltà i rossoblù, che devono cercare di metterla al sicuro il più possibile. Anche Ruzzu in questo momento sul parquet. Ferrari murato qui al momento della conclusione, Zanatta pensa per un istante al lancio lungo, il lancio lungo invece per Eder, un po' di frenesia qui, pallone facilmente recuperato da Kaibat. Riparte formazione granata con Ferrari, 12:40, Alitia, Ferrari ancora affrontato già da Gigi Asquer, rientra sul destro, respinge questo assalto il Città di Sestu, che però deve ancora stringere i denti. Aieta, Ferrari, Fation Alitia, bellissimo lo spunto, c'è forse anche lo sgambetto, infatti arriva il calcio di punizione e il cartellino giallo per Giacomo Ruzzu, molto molto abile nell'1 contro 1, davvero. Fation Alitia, giocatore dell'Olimpia Regium, ha trovato un grandissimo gol in questo secondo tempo, probabilmente il più bello in questa partita, anzi direi sicuramente il più bello, e anche qui ha messo in difficoltà il Città di Sestu, che deve mettere a punto insomma un po' le collaborazioni difensive sugli spunti del giocatore in maglia numero 22. Si porta pronto per la battuta Alessandro Aieta, 2 uomini in barriera per Fabrizio Zanatta, il fischio dell'arbitro. Edigno qui non trova bene il pallone, prova a prolungare per Valtin Alitia, il pallone che si è perso sul fondo, qui Cau tiene in gioco, può proteggere il pallone contro 2 avversari, l'ultimo tocco è stato di Alitia, anzi no, è stato di Cau, per questa ragione viene assegnata la rimessa all'Olimpia Regium. Attenzione qui a Square, era in agguato, pallone messo fuori da Edigno, rimessa per il Città di Sestu, partita in bilico, ancora equilibrato insomma, il Città di Sestu è avanti per 3-2, decide fino a qui la doppietta di Giulio Mura. Cau si accentra, chiede il pallone, Mura lo ottiene ma in ritardo, preso in controtempo peraltro il numero 5 rossoblù, pallone perso allora dal Città di Sestu. È già ripartito il team allenato da Cristian Margini. Zanatta, Mura, Papù, chiede il pallone Eder, lo ottiene in questo momento, 11:40. Mura, ancora lo scambio, Papù va in profondità senza ottenere però il pallone, allora Eder, Cau, resiste Cau, il pallone che però era uscito, la rimessa sarà per l'Olimpia Regium.
Guandelin, tantissima calma qui per Guandelin. Città di Sestu che è ben schierato a protezione della propria porta. Ancora l'ITA in velocità, davvero non semplice da marcare questo giocatore. Sì, fa questa finta, chiamiamola così, comunque questa giocata di allungarsi la palla e provare a sfruttare lo spazio che ha davanti. Sembra una stupidaggine, però diciamo che gli ha fruttato falli o comunque azioni pericolose, come adesso, palla che per fortuna del Città di Sestu si aspetta fuori. Mura subito per Cau, bravo, qui fa carambolare il pallone addosso a Guandelin. C'è dunque la rimessa in gioco in zona offensiva per il Città di Sestu, 10:50, dunque siamo quasi alla metà del secondo tempo. Padroni di casa avanti sul 3-2, ma partita ancora in bilico con l'Olimpia Regium che è perfettamente dentro questa gara. Qui va ad anticipare il pallone, attenzione dall'ITA, il recupero puntuale di Eder, poi liberato lo spazio per Mura, ancora in profondità, Papù non servito, qui ha rischiato qualcosa Mura. Ferrari ha messo però il pallone fuori, è tornato Betao per il Città di Sestu, 10:37. Eder, pallone che si perde sul fondo sul suggerimento tentato da Eder Ruffine. Pure lui ha trovato la gioia del gol in questa partita, il momentaneo 1-1. Valtina Litia lo prende in consegna proprio Eder, giocatore che sta creando più problemi al Città di Sestu in questa fase della partita. Ferrari danza sul pallone, intervento falloso qui da parte del giocatore del Città di Sestu, Papù. Punizione per Alessandro Aieta. A gran voce a richiamare l'attenzione dei suoi mister Rino Monti in panchina. Zanatta va a dare indicazioni invece a Betao. La battuta in porta respinge Mura, che poi può lanciarsi in contropiede. 2 contro 3 per il Città di Sestu. Mura prova a concludere la posizione defilata. Attenzione all'ITA, quando si lancia così in velocità può essere un problema. Gran recupero pulito sul pallone qui per Betao, che serve Papù. Papù, movimento di Betao, arriva Eder, finta il tiro, Eder ancora sposta il pallone dentro per Mura, con il tacco respinge Aieta. Dall'altra parte l'Olimpia Regium, ancora uno sgambetto e ancora un calcio di punizione. Qui il cartellino ai danni di Giulio Mura, che era rimasto forse in sospeso dal primo tempo. Si tratta del quarto fallo cumulativo per il Città di Sestu, che dunque deve fare attenzione. 9:44 al termine. E Olimpia Regium che è pienamente dentro questa partita, Mattia, come dicevamo poco fa. Difficilmente in questo sport si esce dalle partite, è molto difficile. Andando ad analizzare i falli fatti al Città di Sestu, 4 sono tanti, visto ciò che manca, il tempo che manca, però questo per me è anche fallo inevitabile. La difesa schierata, tanto 4 secondi sono trascorsi, c'è il cambio fallo, incredibile. Anche questa a certi livelli secondo me non te lo puoi permettere. Buon per il Città di Sestu che l'Olimpia Regium non sfrutti queste occasioni. Non paga dazio dunque la squadra rossoblù, che però ha dovuto registrare l'ammonizione, ripetiamo, di Mura, e anche il quarto fallo cumulativo speso abbastanza presto in questo secondo tempo. Betao si avvicina, qui Papù esita qualche istante, si porta dietro 2 avversari. Eder, Betao fatica un po' nel controllo con quel corpo a corpo qui con Guandelin. Kaibat va con il lancio lungo a square, chiude bene di testa Papù, prova a tenere in campo, ci riesce, molto abile qui ancora il brasiliano. Eder a square, Betao con il mancino murato, rischia di complicarsi un po' la vita poi sugli sviluppi Ferrari.
deve intervenire ancora Kaibat, di testa Eder, batti e ribatti con Papù che lascia uscire il pallone anche su indicazione di Zanatta per guadagnare qualche secondo in più. Respira il Città di Sestu. 8:40. Eder, Papù, Asquer, Betao, scarica Asquer, si alza un po' la pressione qui dell'Olimpia Regium. Papù lavora molto bene il pallone, ancora a beneficio di Asquer. Dall'altra parte c'è spazio per Eder. Papù, ecco servito, Eder si sgancia subito in pressione Edinho, arriva l'errore da parte del giocatore brasiliano, ha rimesso già in gioco Ferrari, dall'altra parte Edinho, la rasoiata, pallone fuori. Zanatta era assolutamente sulla conclusione, ma sembra in grado di pungere da un momento all'altro l'Olimpia Regium. Il risultato che resta aperto, 3-2 per i padroni di casa. Eder, pressione ancora di Ferrari a metterlo un po' in difficoltà, ne esce bene però Eder, si dimentica il pallone, interviene in maniera dubbia, gli arbitri lasciano correre, tutto regolare, non ha affondato l'intervento a forbice, per questa ragione non è stato punito, allora può insistere Eder dall'altra parte contro due. Eder è stato lui l'ultimo a toccare, rimessa per Kaibat, lungo per Edinho, troppo lungo però, poca lucidità qui per l'estremo difensore dell'Olimpia Regium. Sulla rimessa andrà per il Città di Sestu Papù. Asquer, ora Eder, Papù, ancora Eder, si abbassa Betao. Città di Sestu che non deve andare in confusione sulla pressione dell'Olimpia Regium. È vero, però guardando adesso Capitano Ruffini cosa ha detto? Ha detto le mani. Effettivamente loro provano comunque a eludere la pressione dell'Olimpia Regium, però se vengono usate le mani viene anche abbastanza difficile. Intanto Guandelin, ex compagno di squadra di Zanatta, tra l'altro Ossi lo spaventa. Giustamente fa notare che io provo a saltarti, se tu mi metti le mani addosso sono falli. Io giocatore provo a eludere il pressing, però se i mezzi usati per evitare che io eviti il tuo pressing non sono corretti, non posso farci niente. E vediamo anche qua per esempio, rivedibile anche qua, 2 contro 1. Zanatta chiude la porta in faccia a Edinho e arriva anche un cartellino giallo, vediamo per chi? Andrea Cau. Vediamo il cartellino giallo per Andrea Cau, una munizione discutibile anche questa. Sono quelle piccole situazioni che poi vanno a rovinare una partita se capita nel momento sbagliato. Ha chiesto a gran voce il calcio di punizione Città di Sestu. Papù ha cercato di guadagnare quella punizione, sembravano esserci gli estremi per il fischio, arbitri che hanno preferito lasciar correre. Ne è nata una buonissima opportunità per la formazione emiliana, c'è voluto un ottimo intervento da parte di Fabrizio Zanatta per scongiurare il 3-3, a quel punto non sarebbe stato semplice insomma controreagire per il Città di Sestu che continua a complicarsi la vita. Qui c'è il fallo di Eder che verrà ammonito, ammonizione per Eder, sosteneva di essere intervenuto sul pallone, punizione invitante per l'Olimpia Regium, quinto fallo cumulativo. Città di Sestu che a volte rischia di complicarsi un po' la vita anche da solo. Vedremo se ne approfitterà Edinho, 11 reti in stagione per lui. Oggi un po' a fasi alterne. Proverà a farsi vedere su questo calcio piazzato. C'è anche Guandelin sul punto di battuta, 6:34 al termine, deve stringere i denti il Città di Sestu. Va Edinho, provvidenziale Eder, ha tolto il pallone dalla linea di porta scongiurando il 3-3. Ancora il capitano rossoblu, grandissimo protagonista come in occasione del gol dell'1-1. Questo vale come un gol a tutti gli effetti. Eder a Zanatta assolutamente battuto.
Occorre forse sistemare qualcosa per il Città di Sesto, che sta perdendo tanti palloni un po' pericolosi. Kaibat. Ora anche il pubblico del Paladante prova a dare una mano. Fischi per questo possesso offensivo dell'Olimpia Regium. Guandelin e Digno, il capitano. Per Guandelin, la botta dalla distanza senza deviazioni. Ferrari un po' arrabbiato qui, va a dirgli gioca con più tranquillità. Tutti i palloni pesanti questi. 5,57 a Square. Avanza a Square, chiede la collaborazione di Cau, ricordiamo ammonito poco fa. Qui Cau si porta il pallone direttamente fuori, ammonito per proteste. Qui discute con Asquer, proteste per Giulio Mura. Insomma, animi tesi, ma non può essere altrimenti vista la posizione di classifica del Città di Sesto, ancora a secco di vittorie in questo campionato. Digno e Zanatta, poi attenzione, non è finita, il pallone resta lì, rimane a terra a lottare. Papù guadagna un calcio di punizione davvero preziosissimo oggi Papù, Mattia, in tante situazioni all'interno della partita, anche se non ha trovato il gol, però è stato molto positivo fin qui. Sì, stiamo arrivando il Papù che ci aspettavamo al volo. Papù, cica la conclusione. Stiamo rivedendo il Papù che ci si aspettava da quando è arrivata a Ostia, perché nella prima giornata non ha fatto neanche male, poi un infortunio, determinate situazioni l'hanno un po' bloccato. Ora stiamo vedendo un Papù che vuole trascinare i suoi compagni fuori da queste sabbie mobili. C'è da soffrire ancora in questo momento della partita. 5 minuti e spiccioli da giocare prima del fischio finale. Ferrari prova ad andarsene, ringhia sulle sue caviglie. Gigi Asquer recupera il pallone con la collaborazione di Cau, poi ci ha provato Edinho, un destro totalmente da dimenticare per il brasiliano dell'Olimpia Regium, che ha accompagnato la scalata di questa formazione negli ultimi anni a suon diretti. Ha iniziato anche questo campionato. Attenzione qui a Eder, che ha provato a lanciarsi in verticale, ha capito tutto in anticipo Kaibat. In ogni caso il suggerimento era troppo lungo per il numero 11 rossoblu. 4,40 ancora. Alitia lascia lì il pallone per Guandelin, poi Alitia si accentra, Zanatta a disinnescare un'altra conclusione, tutte potenti, tutte precise quelle lasciate partire con il mancino da Alitia. Ora time out in campo, c'è bisogno di fare un po' di ordine per il Città di Sesto, che dovrà stringere i denti in questi ultimi 4 minuti e 27 secondi di partita. Esaurito il time out, si torna a giocare. 4,27 sul cronometro. Olimpia Regium all'assalto di Zanatta per rimettere le cose in parità. Vuole stringere i denti per il primo successo in campionato il Città di Sesto, che si deve assolutamente tirar fuori dalle sabbie mobili. Ferrari, Guandelin, ancora Edinho. Olimpia Regium sempre con il pallino in mano, non può essere altrimenti. Ricordiamo anche la situazione falli, sono 5 per il Città di Sesto, 2 per l'Olimpia Regium, che qui perde il pallone. Ora ha provato la conclusione in diagonale, avrebbe voluto il pallone dall'altra parte. Eder, che tagliava sul secondo palo, si è immolato. Qui Guandelin, rimessa per il Città di Sesto. 3,57 da giocare. Mura, doppietta per lui, fin qui il match winner della partita. Papù, Eder, ancora Eder, scambia con Papù. Mura, Giulio Mura prende in controtempo. Eder, pallone rimesso in gioco dall'Olimpia Regium. Edinho per Guandelin e Fattione. Alitia con il suo solito movimento, sempre quello, cercava di andarsene via. Città di Sesto che ha 5 falli e ovviamente deve stare attento. Si prepara intanto il portiere di movimento per l'Olimpia Regium, portiere di movimento che sarà Guandelin, che verrà schierato a brevissimo, mentre Eder pensa di andare con la soluzione del lancio lungo. Deve affrettarsi qui Zanatta direttamente fuori sul movimento di
Cau è pronto all'ingresso in campo. Guandelin da portiere di movimento, eccolo qua, cerca dunque la superiorità numerica Olimpia Regium in questi ultimi 3 minuti e spiccioli di partita. Fathiona Litia ora attende il Città di Sesto, che aveva previsto nel time out precedente questa situazione, aveva già organizzato le contromisure. Pallone che circola dentro, lo toglie Cau, poi si resta lì. Edigno, esplode il destro, Zanatta ancora, poi allontana Papù. Tantissimi rischi ancora per il Città di Sesto, che aggrappato al risultato pieno non vuole mollare. Zanatta, lancio lungo di Zanatta, arriva Kaibat, che ovviamente era tornato nel frattempo in porta per l'Olimpia Regium. Chiede e ottiene il pallone Valtin Alitia. Kaibat è pronto a lasciare spazio ancora a Guandelin. Eccolo in campo il numero 4. 2:28 al termine. Ferrari, Guandelin, Edigno, poi ancora la lunga circolazione per l'Olimpia Regium. Edigno, Alitia ringhia però ancora Papù, intervento falloso di Alitia. Fathiona Alitia per la precisione, cartellino giallo anche per lui, terzo fallo cumulativo per l'Olimpia Regium. Intervento un po' scomposto ai danni di Papù, proteste accese per il giocatore dell'Olimpia Regium, il migliore in campo per quanto riguarda la squadra ospite. 2:09 sul cronometro. Mura ha fatto riprendere il gioco per Papù, subito attaccato. Papù trova intelligentemente questa rimessa. Rimessa affidata a Papù. Mura in avanti, pallone sporcato, Papù lascia scorrere, la rimessa sarà ancora rosso-blu. Ultimi 2 minuti di partita, ha trovato qui Cau. Cau prova ad andarsene in fuga, Cau dentro per Papù che tagliava dall'altra parte, pallone leggermente arretrato. Papù chiede una deviazione che non c'è stata secondo gli arbitri. Rimessa per l'Olimpia Regium verso Ferrari, qui rischia qualcosa, Mura in pressione, tutta la grinta dei rossoblù. Kaibat, avanza Kaibat, pensa anche al tiro in porta, Zanatta respinge a mani aperte, poi Cau e il pallone che è buono per Papù, duetta ancora con Cau, spinto in maniera abbastanza evidente. Qui alle spalle c'è la punizione, c'è l'ammonizione per Edigno. 1:37 al termine. Preziosa opportunità su palla inattiva per il Città di Sesto. Ovviamente soffre un po' in questo finale. Stavolta l'ammonizione è stata per Edigno. Vedremo chi andrà alla battuta. C'è Eder sul pallone, c'è anche Giulio Mura. Sono varie le soluzioni. Sì, andiamo a vedere la battuta. Mura, la battuta non era sbagliata perché l'uscita di Kaibat era rivedibile. Palla che sbaglia sulla barriera. Comunque palla ancora nei piedi dei giocatori del Città di Sesto. 1:30, 90 secondi per avvicinarsi a un qualcosa di importante in questo momento. Attenzione, la palla dentro, Cau, anticipa Edigno che poi gioca su il numero 10, si trattava di Valtinalità. Attenzione ancora porta in movimento, rientra Guandelin. Ed eccolo in campo mentre manovra l'Olimpia Regium con proprio Guandelin per Fathiona Litia. Il tempo stringe per l'Olimpia Regium. Ultimo minuto di partita che inizia ora. Guandelin a dettare i tempi di questo attacco. Ferrari, non ci sono sbocchi ancora per l'Olimpia Regium. 50 secondi. Edigno, Alitia, calibra il mancino per la testa di Valtin Alitia a pochi centimetri dalla porta di Zanatta, non riesce a correggere verso
verso la porta, il pallone è un po' troppo potente, qui lascia rimbalzare Ferrari, poi in due a ringhiere sul pallone il destro da lunghissima distanza, 30 secondi, avanza Edinho la finta, poi Papù ancora all'assalto, Papù recupera il pallone, poi vistosamente trattenuto, si continua a giocare, Cau la chiude il Città di Sestu a 20 secondi dal termine, ha segnato Andrea Cau e ora è fatta per la prima vittoria in campionato per i rossoblù, una vittoria attesa troppo a lungo, ma che ora finalmente sta diventando realtà dopo una partita sofferta. In contropiede molto freddo Andrea Cau, 4-2, 20 secondi, ora l'ultimo sforzo e poi si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, insomma. Alitia, Guandelin, non c'è tempo ovviamente per l'Olimpia Regium, attento fino all'ultimo Giulio Mura, 10 secondi, rimessa in gioco per la squadra reggiana, Guandelin, Alitia, Edinho, il destro a giro direttamente sul fondo e allora 5 secondi, Zanatta con calma. Lascia tra i piedi di Eder, la resa dell'Olimpia Regium, finisce qui, prima vittoria in campionato per il Città di Sestu che batte per 4-2 l'Olimpia Regium, prima vittoria anche davanti al pubblico del Paladante che finalmente può godersi una soddisfazione. Decisiva la doppietta di Giulio Mura, la chiusa nel finale Andrea Cau, decisivo l'1-1 momentaneo del capitano Eder, non è bastato un grande fation Alitia per l'Olimpia Regium, una vittoria sofferta ma meritata per i rossoblù e Mattia, ci auguriamo che da questo momento in poi possa iniziare un nuovo campionato. Speriamo, erano quei 3 punti che servivano alla squadra del presidente Agus per riuscire ad uscire o comunque abbandonare quest'ultimo posto che non merita la squadra, perlomeno per i nomi che ci sono nella rosa. Sono 3 punti fondamentali in vista anche del prossimo match, quello di sabato prossimo, che vi ricordiamo si giocherà ancora al Paladante contro l'Aosta. È un altro match importante, un altro match che la classifica dice attualmente sia salvezza. Speriamo che poi più avanti si possa considerare soltanto un punto di partenza. Questo è il saluto del Città di Sestu ai propri tifosi, l'applauso anche del presidente Agus. A me non resta altro che ringraziare Mattia Bullitta che mi ha fatto compagnia in sede di commento di questa gara, grazie anche ad Alberto Tosini per le immagini e la collaborazione tecnica, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.